professor Scigliano a un certo punto ha anche parlato dell'importanza delle differenze. Tra l'altro il professor Ricciardi ieri ci mostrava anche i dati sul collasso della biodiversità, e quindi siamo di fronte a un crollo di una diversità che è fondamentale per la vita umana. Ma altrettanto, correggetemi se sbaglio, dei big data pare che la variety sia tra le più importanti, no? La diversità. Come quindi a vostro avviso possiamo coltivare questa diversità e come possiamo proteggere questa diversità che appunto dall'essere biologico al sistema, ai dati, sembra essere uno dei valori più importanti? Ma guardate, anche qui i numeri sono sconvolgenti, nel senso che noi parliamo di estinzione di massa, ma anche qui i dati che ci propongono gli scienziati climatici sono sconvolgenti. Sapete quanti insetti noi abbiamo eliminato, cioè non abbiamo fatto estinguere? L'80%, cioè l'80% degli insetti sono stati eliminati dalla faccia della terra, e questo ovviamente è un dato oggettivo ed è un dato anche soggettivo. Se voi parlate con i camionisti che in un tempo percorrevano lunghe tratti e avevano il problema degli insetti che si schiacciavano sul tergicristallo e che dovevano chiudere, adesso non ce l'hanno più. E purtroppo sopravvivono insetti come le zanzare, che venivano eliminati dall'abbassamento della temperatura, che invece oggi vivono tutto l'anno e che in questo momento in Italia sono responsabili del folgolaio, toccano i dengue nelle Marche, in Lombardia. Capite che cosa significa per l'uomo? Sapete quanti vertebrati abbiamo fatto fuori? Il 60%. Quindi sostanzialmente noi abbiamo la responsabilità di reagire rapidamente a questo e abbiamo tutta la possibilità di farlo, se però soltanto decidiamo di farlo. Il problema è che non c'è, sapevate questi dati, no? E non c'è questa consapevolezza, non c'è questa diffusione, non c'è questa... Allora uno è combattuto da darli e dirli, perché questo genera il concetto, ma nello stesso tempo dovremo generare un po' di paura che faccia sì che, come tutte le paure, sia salubre per agire, non per rimanere bloccati. Questa è la grande sfida della nostra contemporaneità. Grazie professor Ricciardi. Professor Scigliano. No, io aggiungo, non riesco, come dire, effettivamente non conoscevo questi dati. Limitandoci a un contesto tecnico-tecnologico, che è quello più vicino a me, più consono, lo dicevi bene tu, Ludovico, nel senso che il dato che riguarda la singola persona assume significato solo se confrontato con i big data, nel senso che il processo di relativizzazione di un dato che riguarda la singola persona è molto più importante di quello che uno può pensare con una visione, diciamo, antropocentrica e anche, diciamo, in qualche modo egoistica, no? Nel senso che ovviamente ciascuno di noi è concentrato sulla propria persona, oltre a essere sensibile alle questioni dell'umanità. E allora, tant'è vero che io credo che le tecniche di learning, cioè le tecniche di apprendimento, le reti neurali che imparano dall'esperienza, hanno significato solo se rapportate all'esperienza della singola persona. E il fatto per questo io, insomma, sono convinto che noi non ci adageremo mai su una tecnologia quale che sia l'intelligenza artificiale o su un'altra. Perché? Perché in qualche modo la tecnologia ci dà una chiave di accesso a una grossa quantità di dati che riguarda il contesto tecnologico e il contesto umano. E allora nel momento in cui noi capiamo questa grossa potenzialità, abbiamo la possibilità di dare un valore aggiunto a quello che noi facciamo, a un'azione. Cioè l'azione è importante se è contestualizzata a un panorama, a un ampio spettro di altre azioni fatte dalle macchine e dagli esseri umani. Perché, faccio un esempio, le due fasce di popolazione per i quali la tecnologia robotica si è già fermata sono i bambini e gli anziani. Perché? Perché sono, diciamo, gli esseri più vulnerabili potenzialmente rispetto a una grossa fascia media di popolazione. I robot vengono utilizzati, le robot di spiegazione biologica, vengono per esempio utilizzati per curare le forme precoci di autismo nei bambini. Ed è stato dimostrato dai nostri colleghi neuroscienziati, anche dai fisiatri e così via, che l'utilizzo di un cucciolo robotico è migliore di un cucciolo animale
Uno sarebbe portato a pensare la cosa opposta, no? Perché? Perché il cucciolo animale potrebbe avere un movimento inconsulto, un movimento improvviso e provocare un minimo di panico nell'altra persona, mentre invece il cucciolo robotico è docile, è mansueto e quindi, e tra l'altro attraverso la macchina io registro il progresso del paziente. La stessa cosa succede anche per curare le forme precoci di demenzia o di Parkinson o di Alzheimer negli anziani. Ed è stato dimostrato che l'anziano sviluppa un'empatia molto diciamo, più spiccata nel relazionarsi con una macchina dall'aspetto diciamo, umanoide, androide, piuttosto che avere un tablet e pigiare dei tasti. Addirittura diciamo, l'anziano tende a dare un nome al robot come se desse un nome al cucciolo animale. Perché dico questo? Perché diciamo, nel rapporto tra uomo e macchina c'è anche una componente empatica. Allora faccio una provocazione. Un domani, io ho 65 anni, da grande vorrò avere un badante, una badante, è una provocazione la mia, umano o robotico? Allora, tipicamente si pensa badante umano. Quanto spesso noi leggiamo di badanti che percorrono gli anziani? Quanto spesso noi leggiamo che negli asili ci sono delle maestre o maestri sciagurati che magari fanno violenza ai bambini? Quindi cioè la macchina non è detto che sia peggiore dell'essere umano. Perché? Perché in qualche modo la macchina può essere, se programmata dall'essere umano, può essere, diciamo, come dire, neutrale. Attenzione però, perché? Perché se io rendo la macchina sempre più intelligente, c'è un rischio, perché? Perché a un certo punto uno pensa, ci sono stati degli esempi in cui c'era un robot di assistenza domestica e per il fatto che fosse una macchina, la persona, vuoi che questa sia anziana o bambino, per esempio le prendeva a calcio, un po' come quando noi ci arrabbiamo e scagliamo lo smartphone perché magari si è bloccato e così via. Noi abbiamo questa empatia. Io da napoletano spesso quando faccio queste presentazioni mi trovo quello che diceva Sara, cioè il fatto della comunicazione è importantissima. Io ho un ruolo sociale, perché? Perché prendo dei finanziamenti ingenti con denaro pubblico, denaro italiano, denaro dei cittadini europei. E quindi la mia missione, la mia funzione è anche quella di comunicare come investiamo nella ricerca e come comunichiamo. Faccio questa parentesi perché mi ha dato diciamo, lo spunto, no? nella tua brillante relazione. Ora, tornando a quello che dicevo, nel caso in cui c'è questo rapporto empatico con la macchina a quel punto, essendo intelligente e imparando essa stessa, può discriminare un utente che la tratta meglio e un utente che la tratta peggio. Per cui a questo punto, no, e mi viene sempre l'esempio di quel film iconico di Luciano De Crescenzo, Così parlò Bella Vista, in cui Marina Confalone, attrice del teatro Edoardiano, interagisce con una lavastoviglie. Su rete lo trovate questo filmato, io spesso lo metto nelle mie presentazioni. Dicevo, il rubinetto e l'acqua della Giavetta, o Mani Gratielle che parlo in napoletano, mi scuso, o Mani Gratielle che ti deve fastidio della gelovata. O programmi il montaggio impostato, no, perché non funzioni, cioè parla con la macchina. Perché faccio questo esempio? Perché in qualche modo sembra che ci sono dei contesti in cui la macchina potrebbe indispettirsi nel rapporto con l'essere umano. Questo è un rischio nel momento in cui lo facciamo. Non è il caso della lavastoviglie, che c'è, ma nel senso che non è un robot per nessuna ragione. Però dobbiamo porci una prospettiva, e anche questo è legato all'aspetto giuridico, all'aspetto politico che dicevamo prima. Nel momento in cui rendiamo la macchina sempre più intelligente, la macchina attraverso l'esperienza, attraverso l'intelligenza, può discriminare il proprio comportamento degli esseri umani. Questa è una prospettiva di cui nessuno ancora, né a livello scientifico né a livello politico, si è occupato. Però la realtà è esattamente questa. Grazie mille professor Giuliano.